Presidente Serracchiani, lei oggi ha confermato che il porto di Trieste è quello sul quale le compagnie di cruising e di shipping devono investire. Assolutamente sì, perché ci siamo con fatica riconquistati una centralità importante nel contesto europeo, ovviamente nazionale ed internazionale. Gli investimenti che abbiamo fatto e che faremo nei prossimi anni sulla stazione, su Campomarzio, gli investimenti che abbiamo fatto sulla ferrovia, il collegamento importantissimo con l'aeroporto del Friuli Venezia Giulia, il collegamento che da Ronchi andrà a Venezia e che in pochissimo tempo ci permetterà di collegarci con un altro porto importante, fa sì che questa regione e la città di Trieste stiano diventando davvero centrali, non soltanto nel sistema delle crociere ma anche evidentemente su quello dei contenitori. Vantaggi che si affiancano a quelli del punto franco. Sì, si tratta prima di tutto di posti di lavoro e questo è importante, si tratta di un'economia che torna a crescere e si tratta di un porto che finalmente sviluppa, implementa e utilizza fino in fondo le sue grandissime opportunità che per troppo tempo non abbiamo saputo utilizzare.